Prima posizione tantissima al maschile con il protagonista dello studio Tommaso Manzale, mentre sfida che sta accendendo al confine tra Denise Salento e Adria Bozzone. Sappiamo che la stanza di solo 5 millimetri. E le volte abbiamo con 180 punti in guida la classifica del Trofeo di ciclocross, mentre ci stiamo già avvicinando nuovamente al passaggio della prova maschile, non manca molto. Ed eccolo qua, la corsa maschile. L'anno scorso andò a raccogliere quello straordinario bronzo ai campionati italiani, a transitare con un ritardo di 26 secondi. Cresce il distacco. Seduto, se da scendere! Ora mette Gianco, dopo i primi 3 giri. Dai, sei un grande, dai! Vai! E dopo l'indicazione di alla nuova passata della terza volta, Dai Federico, dai! Sta sul net! Dai, dai! Vai Patti che va, vai che va! Sei 2 minuti di vantaggio su quella dietro, Dai Paolo, dai! Vai Federico! Brava! Vai! Brava! in favorimento del Bozzone. Stiamo guardando questa serie buonissima occasione con Gigio. Venendo dall'altro modello, diciamo che la transizione dopo un po' di primavera, oggi è quanto possibile camminare sulla traccia della carriera. Adesso, sai adesso! Dai, Vai Miki! Fanno praticamente tandem in lotta per la terza e la quarta posizione. A destra! Sulla sabbia! Su! Vai! Brava, bravissima! Bravissima! Non agile qui, se no scivola! Via! Vediamo anche intanto la prima posizione per quel che riguarda gli esordienti, primo anno che
Ovviamente con la nuova stagione, andato 2014, risultano esorditi più 4 e non più G6 come nelle altre prove del Trofeo Triveneto. Nicolas Caruzzi, Team Granzon, guida su Michele Chiandussi ed Emanuele Ue. Stando in testa Michele Chiandussi. Sono ancora transitate le donne sortite, ma dovremmo già attendere il passaggio di Tommaso Dalla Valle. E signori, siamo al passaggio della testa della corsa. Ultimo giro già iniziato per Tommaso Dalla Valle, Postumia. Più larga Fabio e molla il freno. E attenzione, attenzione perché Bravo, larga, molla il freno, dai, tranquillo. attenzione perché Filippo Fontana va a recuperare parecchi secondi, recupera 12 secondi rispetto al giro precedente. Si accende nuovamente la sfida per la prima posizione che ormai sembrava cosa fatta qui. Altri 2 secondi messi in saccoccia dall'atleta di casa Filippo Fontana che ormai ha vista davanti a sé Tommaso Dalla Valle. Dovremo quindi attendere davvero sino all'ultimissimo metro anche per conoscere il vincitore della prova. Ormai solamente 10 secondi da andare a recuperare su Tommaso Dalla Valle. Andiamo intanto con le altre posizioni del passaggio. 30 4 secondi di ritardo per Leonardo Comer e praticamente alla sua ruota Samuele Carpene. Fanno tandem al inseguimento in lotta per il terzo gradino del podio. Signore e signori, ricordo, suona la campana per tutti, ultimo giro per tutti gli atleti che vanno a transitare sotto lo striscione del traguardo. E ora noi con lo sguardo attendiamo di assistere nuovamente allo scontro per la prima posizione. Esorditi il secondo anno, la lotta tra Tommaso Dalla Valle e Filippo Fontana. Subito dopo il transito del zona traguardo erano solamente 10 secondi che andavano a distanziare il primo e il secondo. Sono nel tratto più impegnativo, sali, scendi. Fa sentire il tifo del pubblico sulla parte più intensa della zona Prato dove ci sono i sali scendi. L'atleta di casa Filippo Fontana, secondo posto. E ora attenzione alla lotta per il terzo gradino del podio, la lotta tra Leonardo Comer e Samuele Carpene, non sta in 109 e 107 rispettivamente. Perché alla terza posizione, a pochi secondi di conclusione al traguardo. Ed ecco, con il 107 Samuele Carpene.
Provata quindi terza posizione Samuele Carne, guardiamo in prima il podio, primo Tommaso Dalla Valle, secondo Filippo Fontana, terzo Samuele Carne. Come sempre Nicola Argesi Scratch a seguire tutte le prove del Trofeo Triveneto. Ormai non c'è bisogno nemmeno più di ricordarlo. Intanto taglia il traguardo, l'abbiamo visto con le 146 Michele Chiandussi, prima posizione tra gli esordienti primo anno. Ci prepariamo tra poco per il cerimoniale di premiazione del podio, le prime tre posizioni, esordienti secondo anno e donne esordienti. Procederà con noi tra poco alla cerimonia di premiazione Renato Longo, l'uomo simbolo, come sempre, delle prove ciclocross di Vittorio Veneto. Renato, Via, via, Kamen. Arena Sacrata. Ciao. Dai fotografo. Tato.